La novità fondamentale di questo screening è che la provetta per il campione arriverà direttamente a casa, quindi questo è, diciamo, un'evoluzione rispetto alla modalità sempre utilizzata recentemente, che è quella in cui la provetta doveva essere ritirata nelle farmacie che aderivano al progetto. L'ULSS 4 Veneto Orientale è stata scelta da Azienda Zero per un progetto pilota che intende ampliare le adesioni al programma di screening per la prevenzione dei tumori del colon e del retto mediante il test del sangue occulto nelle feci. Nel 2021, per esempio, facendo nel programma dello screening colon retto, hanno aderito il 56% delle persone, hanno quindi eseguito il test di circa 17.000 persone e abbiamo potuto così scoprire 137 adenomi, cioè forme precancerose, e 13 tumori già in essere. Il progetto sperimentale avviato all'ULSS 4 prevede il test da casa nei comuni di Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento e San Stino di Livenza. Arriverà questa busta, che vedete un po' particolare, che conterrà l'invito consueto e conterrà anche questa bustina verde all'interno della quale si trova la provetta. In caso di test positivo si verrà contattati per effettuare un'indagine approfondita tramite endoscopia o colonscopia. Noi stiamo adottando un pratico ed efficace protocollo di sedoanalgesia, che vuol dire sedazione più analgesico, che dà il massimo del comfort con il minimo degli effetti collaterali. Quindi tutti possono sottoporsi alla colonscopia di screening in particolare, in sicurezza e in comfort.